Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young. La Taverna, come state? Come siete? Questa settimana una bella puntata con i Clivi, Mario Zanuso, il titolare di questa bellissima azienda a Corno di Rosazzo. Interessante la discussione. A qualche punto durante questa puntata abbiamo Mario che parla un po' del processo per fare il vino. E lui dice che nessuno chiede un cuoco che tipo di pentola si usa per fare un certo piatto. E invece siamo tutti ossessionati del che tipo di barrique, se è fatto in cemento, se è fatto in acciaio. Invece di tirare tutta la nostra attenzione sul territorio e pensare meno del processo e pensare più dell'espressione del territorio. Infatti, con una degustazione un paio di sere fa con Gianfranco Gallo di Via di Romans, ha parlato molto forte di questa cosa, dicendo che i diversi processi che si usa in Friuli Venezia Giulia, sarebbe il tipo di contenitore, o macerato, non macerato, o lieviti indigeni o lieviti selezionati, non sono fatte questi processi per migliorare il vino finale, ma questi processi vengono scelti solo per differenziare il mio prodotto dal tuo. Allora lui dice che dobbiamo pensare prima del territorio e l'espressione del territorio, e il processo deve essere secondario. Il processo deve essere solo il modo per esprimere il massimo della qualità del posto, e la differenza tra un vino e l'altro deve essere solo il territorio. Cosa pensate voi? Pensaci, lasciami un commento, sai dove sono. La Taverna Friuli Wines su Facebook, Wayne Grape su Instagram. Si può sempre mandarmi un'email se vuoi, wayne@waynegrape.it. Mandami un'email. Se hai un po' di fortuna, forse leggo il tuo email sulla prossima puntata di La Taverna. Comunque, senza aspettare di più, andiamo avanti con questa bellissima puntata con Mario Zanuso dell'azienda I Clivi. Eccoci qui, siamo qui con Mario Zanuso di I Clivi, un'azienda che ho visitato ma tantissimi anni fa, forse più di 10 anni fa, forse del 2012-2010 anche forse, Sì, con Jeremy Parson. sì, Era in quell'epoca lì. sì, tanto tempo fa. Tanto Mi tempo ricordo fa. che si cominciava a parlare di blogging riguardo al vino. Era proprio l'inizio, che era una cosa curiosa perché era una forma nuova di fare giornalismo. Di comunicazione, sì. Che anche questo, secondo me, un po' l'onda del blogging è cambiato e Sì. adesso questa nuova onda si può sentire qua. Sì. Sono i podcast. Sì, è il recupero della voce. Sì. Come anche la radio è diventata molto più popolare rispetto anche, non so, al cinema, perché la voce ha un fascino, ti permette di concentrarti di più rispetto a essere così attratto dalle immagini. Esatto. Infatti, quando io sono in macchina e devo fare tante distanze, invece di musica lo sento i podcast, Sì. perché le conversazioni, per qualche motivo, non lo so, mi tiene Sì. un po' la mente attiva. Sì, è vero. Esatto. E allora grazie tantissimo Mario per essere qui oggi. Grazie a te per avermi per qui. fare il viaggio, però non sapevo che
sei così tanto, ma sei vicinissimo al Tasting Academy qui Sì. a Villeneuve Bassi dell'azienda. Io ricordo, sì, un po' più, non so come si può dire, remoto, quando Sì. sono stato lì così tanti anni fa. Allora parliamo un po' della tua azienda, i Clivi, Sì, e questa zona vicinissima di sì, Corno di Rosazzo. sì. Allora spiegami un po' forse la storia dell'azienda, come è Sì, venuto ad essere. ma allora l'azienda nasce a metà anni 90, quando mio padre, che era un appassionato di vino, ha deciso di fare vino, e quindi ha comprato prima un ettaro a Cormons, quindi in Collio, e poi si è aperta la possibilità di una terra un po' più grande, un vigneto un po' più grande a Corno, con anche una casa dove si poteva fare cantina. Quindi tutto questo nell'anno in cui io mi sono laureato in economia a Milano, ma non avevo intenzione di proseguire quel tipo di professione, per cui avevo studiato e quindi mi piaceva l'idea di sporcarmi le mani, mettere proprio le mani nella terra. E era tutto da fare perché non c'era niente, c'era solo questo vecchio vigneto, e quindi c'era da creare tutto, creare l'etichetta, creare la comunicazione, capire che vino volevamo fare. Quindi ci Ma siamo di dove è trasferiti. venuto questa idea del tuo padre per fare vino? Possiamo fare un passo indietro? L'idea gli è venuta perché è sempre stato un appassionato cultore di vino, ma non di vino, bevo vino punto, bevo vino, studio la storia che c'è dietro il vino, quindi chi lo fa, le zone importanti che fanno vino, perché sono zone importanti, che tipo di clima hanno, che tipo di terra hanno, che tipo di tecnica usano, cioè c'era una voglia di approfondire ulteriormente facendolo, e quindi era una cosa che aveva sempre in testa. Quando ero bambino andavamo sempre a visitare cantine, siamo andati a vedere diverse volte i vigneti per prenderli noi, ma poi c'era sempre qualcos'altro non c'era mai, diciamo, quell'ultimo passo che poi è stato fatto. Ok. Poi sì, perché quando cominci a fare vino cerchi di testare la temperatura dell'acqua, no? Infili il piede e poi ti trovi in Esatto. mezzo all'oceano che pedali, ed è una cosa grandissima, Certo. che ti schiaccia anche. Ma Quindi era enologo no, lui o no? no, 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 non era assolutamente no. enologo, no, aveva solo molto molto buon gusto Mm, e studiava moltissimo, quindi abbiamo imparato prima con la consulenza di un enologo che era Gaspare Buscemi ok, a Zegla. certo. Poi ci siamo un po' separati, abbiamo seguito un po' una nostra idea, che era un'idea un po' più semplice anche di vinificazione, più incentrata sulla qualità della materia prima, cioè sulla posizione dei vigneti, l'età delle viti, il vitigno autoctono. È un processo di trasformazione dell'uva in vino molto semplice ma molto preciso. Ok. E dopo sei venuto tu. Allora torniamo Mm, del capitolo quando sei Sì, arrivato. ma da subito, Sì. perché lui ha cominciato, però era già una cosa troppo grossa. Con l'ettaro a Cormons poteva fare da solo, con gli altri 8 ettari che ha preso qua a Corno era già una cosa troppo grande, quindi io ho cominciato subito buttandomi proprio nell'acqua gelata in Wow. pieno, e sbattendo ovviamente la testa contro tante porte, sbagliando tanto, ma insomma questo è un percorso come si dice, a volte è più il percorso interessante che E la neanche meta. tu sei No, studiato no, 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 enologia. no, Questo no. è stato tutto hands on. Sì, Wow, sì, bello. questo è uno svantaggio perché ovviamente non sai come risolvere certi problemi. È un vantaggio perché ti permette di avere un po' più forse di libertà mentale, un'idea un po' Certo. più semplice. E siccome comunque noi avevamo un approccio semplice anche alla vinificazione, questo è un aiuto perché non hai la tentazione di ricorrere a nient'altro, perché cerchi di tenerla più semplice possibile. Quindi questo per noi è stato anche un vantaggio, non avere una formazione come enologi. Certo. Per Certo, cominciare, mente più aperto, allora non sei stato. sì, oggi non potrei fare a meno di consultarmi con
enologi ovviamente con cui condivido la sensibilità, la visione estetica del vino, ma allora era importante essere completamente liberi per fare scelte veramente libere, indipendenti, anche perché erano anni in cui cominciava il movimento di piccoli produttori naturali e quindi si faceva associazione con altri piccoli produttori e c'era permesso di essere non formati come enologi perché c'era questo approccio molto dal basso sul Ok. fare vino. Poi quando ovviamente cresci, vuoi crescere tecnicamente e qualitativamente, hai bisogno di sapere, conoscere le cose. Quindi adesso insomma so molto di più di allora, ma allora era bene che non sapessi tanto, se no avrei fatto solo una gran confusione, poi Mm. nel lato pratico. Infatti, ne ho sentito altre storie che dice: "Anna, ma voglio andare a incontrare, non lo so, i francesi o i tedeschi, gli austriaci per imparare." E le persone sagge le hanno detto: "No, no, perché entra in mente solo confusione, altre idee, invece è meglio avere la tua visione Sì, e la tua idea come andare avanti con le cose." che è la cosa più difficile. Fare un vino che abbia identità nasce da una visione, cioè concepire una tua idea, giusta o sbagliata che sia, non è una gara a chi fa meglio, chi fa peggio. L'importante è chi beve vino cerca personalità. Okay, Il vino oggi è un prodotto della cultura della persona che lo fa, non è più una bevanda, non è mai certo. stata una bevanda, ma diciamo che oggi c'è più attenzione ancora all'autenticità. E l'autenticità può avere anche dei difetti ed è il contrario della standardizzazione. Assolutamente. E, Bello, bello questo. e quindi questa personalità non è qualcosa di dato, ma è qualcosa che devi trovare dentro di te. Mh. Perché è la cosa più difficile, sviluppare un'idea. Chi oggi comincia a fare vino venendo da altri settori, e qua anche a Corno di Rosazzo abbiamo diversi esempi, arrivano con capitali, arrivano con forza imprenditoriale, ma scoprono presto che la cosa più difficile è quella che non puoi comprare, cioè l'idea, la tua idea. E la gente intuisce subito se hai una tua idea, una tua personalità di vino. Certo. E quindi quello richiede tempo. Okay, allora spiegami un po', perché voglio parlare del territorio ovviamente, perché questo è importante, però adesso che siamo su questo soggetto, che cos'è? Si può spiegare un po', forse lo sviluppo di questa personalità dei vini di Clivi? Sì, allora nasce con un'idea di ispirazione francese, quindi, una vinificazione delle uve dello stesso territorio, non da monovitigno, ma da monovigneto, quindi dall'idea di cru, ehm, attraverso, una vinificazione fatta con un contenitore neutro per imparare noi a conoscere la materia prima uva che avevamo per le mani, quindi abbiamo scelto il contenitore neutro, acciaio, anche perché era più per cominciare lo trovo un materiale molto interessante, perché è neutro, perché è facile da pulire, non porta contaminazioni che altri contenitori invece richiedono più esperienza per poter essere utilizzati correttamente. Quindi come inizio è andato benissimo. Quindi c'era questa ispirazione un po' francese, vini che facevano sempre anche fermentazione malolattica, quindi puntavano molto a una certa rotondità, a una certa espressione anche austera di quel particolare vigneto. Poi nel tempo l'idea, è cambiata, è evoluta, siccome lavoravamo e tuttora lavoriamo principalmente col Tokai friulano, era l'idea di cercare un po' più l'acidità, un po' più il nerbo, la croccantezza e quindi abbiamo quando ci siamo allontanati da Buscemi abbiamo cominciato a non cercare più la malolattica e a cercare un peso più leggero, complessivo, anche alcolico, quindi potature non troppo corte. Tocca friulano comunque una pianta molto generosa, vigorosa che va lasciata produrre e la ricerca più dell'equilibrio, quindi non l'estrazione, non la concentrazione, non la potenza intesa come alcol alto e vini molto estratti, molto materici, ma più giocando sull'astrazione, quindi anziché fare un dipinto preciso in tutti i dettagli, fare più un'opera astratta, quindi prendendo, isolando alcuni elementi e concentrandoci su quelli, quindi soprattutto acidità e sapidità. Ah, okay, so questi sono le 2
elementi più importanti per te, questa Sì, idea di acidità, sapidità. sì, mineralità, sapidità, acidità e facilità di beva Mm, e lunghezza, ecco, senza cercare per forza la pienezza ehm, materica in bocca. Non cercare la consistenza di un vino rosso in un vino bianco, ecco, ok, bello. questo ci siamo detti: vogliamo tornare a fare vini bianchi, Mm, punto. Non vini bianchi da concorso, vini bianchi super esplosivi, ma vini bianchi da bere come vini bianchi, quindi da bere, non da degustare, ma da bere. Siamo partiti anche da un po' la consapevolezza che c'era un po' di stanchezza verso il Friuli da parte anche dei consumatori, no? quando era questa E epoca più o meno? fine anni 2000, primi anni 2010-2011, Ok, lì abbiamo sentito che c'era questa voglia di bere vini da bere, appunto, di trovare ok. a consumare vini, a berli, non semplicemente assaggiarli nei concorsi. Mm, Questo è andato di pari passo con una perdita di importanza delle guide anche, che erano leader assolute prima e determinavano un po' lo stile anche dei vini. E a un certo. certo punto con internet, con anche il ritorno all'autorevolezza dei ristoranti e delle osterie che sono ritornati a fare il mestiere anche di divulgare i vini, si è potuto proporre un modello anche di vino diverso da quello dominante, che Mm, non era sostitutivo, era alternativo. Cioè era ok. importante continuare a avere vini come si facevano. Noi non potevamo competere con quella tipologia lì perché erano vini generalmente molto tecnici. Noi, non Mhm, avendo la tecnica, non potevamo misurarci con quella dimensione lì, però potevamo fare vini old fashion come si facevano negli anni 70 in Friuli, che è un po' il nostro periodo di riferimento, perché io sono nato in quegli anni lì, rubavo le bottiglie a mio padre in quegli anni lì, mio padre mi faceva assaggiare i vini fatti in quegli anni lì, e in quegli anni lì non c'era la tecnologia che è stata disponibile dopo, che era una ok. tecnologia industriale disponibile anche al piccolo artigiano, ma c'era puro artigianato. Ecco, quell'idea è un'idea molto liberatoria, perché dice si può fare vino anche senza ultra investimenti di cantina, si Certo, può fare con dell'attrezzatura molto semplice. certo. Come l'hai detto, perché sì, full disclosure per quello che stanno ascoltando, prima di venire qua ho passato anche in cantina, perché dopo 10-12 anni che non conosco la realtà, è stato importante per me un po' Sì, hai visto. conoscerti, ma anche per vedere un po' l'azienda, anche se abbiamo una giornata terribile oggi. E tu hai detto che praticamente quando ci vuoi fare un vino ci vuole una pressa, l'uva e Sì, una pompa sì, praticamente e i contenitori, sì, più o meno così, no? sì, E tu sì, hai quella filosofia lì. sì, ed è un modo per tenere anche la semplicità del processo, che è molto importante, e concentrarsi più sulla precisione dell'esecuzione del processo, più che sui le attrezzature coinvolte. Infatti adesso stiamo partendo con un progetto in Slovenia Mm. perché c'è l'idea e la voglia di ritornare un po' con la dimensione da garage, Ah, pressa, pompa, contenitore, punto. Puro terroir. ok. Con diversi vitigni o... Sì, con diversi vitigni, ma in quel caso lì facciamo un'operazione centrata esclusivamente sulla denominazione, quindi non sulla varietà, Ok. che è un po' quello che Sarà Burda? Burda e Ok. Vipava. Ah, Vipava. Sì, sulle due denominazioni, quindi facciamo un Burda bianco e Ah, un Vibascadolina bianco, wow. che era un po' il punto di partenza qua dei clivi. Clivi stava per le due colline, i declivi, e facevamo un bianco nei colli orientali, un bianco nel Collio, punto. Sì, Difficilissimo da vendere se fai solo infatti. quello, Ok. e quindi abbiamo dovuto rassegnarci poi a separare le varietà, e quando poi abbiamo avuto la forza commerciale dopo 20 anni per riproporre l'uvaggio, l'abbiamo riproposto, però è molto difficile da proporre. Oh, allora, tu hai cominciato con la filosofia di fare i clivi, che significa i Colline, le sì. colline, Sì. ok, in friulano, in È diciamo dialetto. italiano poetico. Ok. Si usava nelle poesie per dire i declivi, è Ok. ovviamente un E diminutivo. avevi solo un vino Collio e Sì, un vino Collio orientale. esatto, sì. Wow. Sì. Un bianco e un rosso per Ah, zone. per zona, Era però non è stato tenibile quello. No, No. perché non essendoci
una lunghissima tradizione, perlomeno una tradizione riconosciuta di uvaggi di questa zona. Quando tu fai un uvaggio, se tu fai un Chianti che è un uvaggio, nessuno ti Certo. chiede che cosa c'è dentro. Mm, Se tu fai un Bordeaux rosso, nessuno ti chiede cosa c'è dentro. giusto. Se tu esci con un bianco, mettiamo bianco Collio, ti diranno ma cosa c'è dentro? Esatto. E tu gli dici 70% di Tokai, 20% ribolla, dice ah, sembra una ricetta. Ah, Perché poi non esiste una formula unica, ma esistono tantissime interpretazioni dell'uvaggio, giustissimo. e questo rende molto difficile per chi vuole capire il vino perché tu usi quelle proporzioni lì. Sembra sempre il frutto di un percorso cerebrale molto complesso, e Mm, questo allontana le persone dalla scelta di quei vini lì. Ci sono pochi casi, prendiamo il Vintage Tunina di Herman, ok. che è emblematico invece di un grande successo basato sull'idea di cru. A nessuno interessa la composizione del Vintage Tunina, che è fatta di tante varietà diverse. Quello è un modello che pochissimi sono riusciti a imporre. Herman è Mm, certamente uno di questi. certo. Noi, partendo da zero, non avevamo certamente quel nome lì, né quella forza né quella capacità, e quindi era molto molto complicato. La gente ci riconosceva la qualità, ma poi non riusciva a rivenderlo, perché dice io devo spiegare troppe cose, non potendo fare riferimento a una tradizione riconosciuta. Sappiamo che il Collio Bianco è Toccai, Ribolla, Malvasia. Ok. Sì, che è, perché una volta era disciplinato così, poi è stato cambiato, oggi non è più quello, e quindi Mm, la gente semplicemente non lo sa. ok. E quindi è complicato fare un uvaggio se non hai una base fatta di monovitigni che ti consenta poi di generare lavoro e quindi finanziare i progetti di uvaggio. Ah, ok. Allora stai dicendo che un uvaggio è fattibile se tu hai già creato un tipo di Esatto, mercato esatto. con dei monovitini. Sì, Tanti aziende lo fanno sì, proprio così. sì, ma è sempre un vino di cui si parla poco. L'uvaggio. L'uvaggio sì, è vero che vincono premi, è vero che però se tu prendi una carta dei vini, vai in un ristorante a caso in Friuli, prendi una carta dei vini, vedi la sezione bianco, uvaggio, è sempre relegata in fondo la carta dei vini, Purtroppo sì. è anche molto confusa perché non capisci qual è il tema. Qual è il tema? Uno è un uvaggio di Sauvignon e Chardonnay, un altro è Ribolla, Friulano e Malvasia, l'altro è altra cosa ancora, quindi sembra sempre un campo in cui liberi tutti, ognuno può fare quello che vuole, e Mhm. questo non aiuta la comunicazione. No, no. Io credo che i uvaggi sono molto importanti e tu fai anche, abbiamo assaggiato Sì, 2 uvaggi sì, che sì, fate voi. Però facciamo un passo indietro e parliamo un po' di questi entry level, allora i monovitini che fate sì. voi, puoi spiegare cosa fate? Noi facciamo i monovitigni da vitigni autoctoni, quindi Okay, Ribolla, Friulano e Malvasia. e basta? Sì, Okay. e come bianchi sì, facciamo Ribolla, Friulano e Malvasia. Per i rossi? Per i rossi facciamo Schioppettino dal Mh, 2019, Merlot ed è Cabernet Franc. Cabernet Franc. Sì. Ah, okay. Perché avete Schiopettino non è proprio la zona conosciuta per Schiopettino, No, siamo però vicini alla zona più importante per lo Schioppettino, che è Prepotto, okay. però lo Schioppettino è... Allora, premetto che per imparare a fare i vini bianchi, a un certo punto abbiamo lasciato da parte i rossi. Noi facevamo Ah, un rosso, che era... ne facevamo due, un Collio rosso e un Collio orientali rosso. Erano due Merlot, okay, molto buoni, però a un certo punto ci siamo concentrati sulla vinificazione dei bianchi, e i okay. rossi li abbiamo un po' lasciati in parte, anche perché non bevevamo più rossi, Mh, proprio perché stavamo facendo un lavoro di studio sui bianchi. E non riuscivamo proprio più a capire il vino rosso, e tantomeno a farlo, quindi abbiamo detto okay. non lo facciamo. Diciamo, io personalmente, e anche con mio padre, prima che mancasse, abbiamo fatto di nuovo pace con la vinificazione rosso attraverso lo Schioppettino, perché Ah, è un vitigno che ha un peso da bianco, mh-mh, ma con la macerazione delle bucce, quindi era stato il perfetto punto di ripartenza lo Schioppettino, pur non essendo noi, diciamo, a Prepotto. Comunque lo Schioppettino
è in una zona molto vocata, anche dove siamo noi, noi ce l'abbiamo con un'esposizione molto verso est, molto, da risultati molto interessanti. Quindi quello è stato il modo per riavvicinarci ai vini rossi. Un vino rosso di territorio, un vino rosso per analogia con la ribolla gialla, noto anche come ribolla nera, avendo un grande amore per la ribolla gialla, tutto quanto quadrava, perché grande amore per la ribolla, poi trovi un vitigno che ha il peso di un pino nero, che in più si chiama ribolla anche nera, cioè non puoi non farlo, perché in più ha delle caratteristiche organolettiche per noi adattissime alla nostra sensibilità estetica, e quindi lì siamo ripartiti da poco. Avevamo venduto anche tutte le attrezzature per fare i rossi, cioè la pigia di raspatrice sostanzialmente. Dai. Sì. Io poi durante la pandemia ne ho ricomprata una usata, ho ricominciato a farne prima un po', poi ancora un po', poi ancora un po'. E adesso è, diciamo, un progetto maturo su cui c'è tanto ancora da lavorare, però c'è una consapevolezza su questo progetto di grande passione e coinvolgimento, cosa che per esempio Merlot non mi dà in termini di soddisfazione, perché viene molto buono un po' dappertutto in Friuli, nel senso che è un vitigno che è molto versatile, si presta a molteplici territori, a molteplici suoli, viene sempre con una qualità media alta, quindi non è sfidante. Allora ti piace la sfida? Beh sì, a tutti credo piaccia la sfida, la difficoltà, scalare la montagna, prova, non sì, stare... esatto, è bello stare sul divano, ma è bello anche poi prendere e provare a scalare la montagna. Sì. Questo credo che sia fisiologico. Allora, tra i bianchi qual è il più sfidante? Allora, tra friulano, malvasia e ribolla gialla? Sicuramente il friulano. Più sfidante. Il friulano sì, per caratteristiche difficili sue, di acidità bassa, pH alti e zuccheri anche tendenzialmente alti, sicuramente. La ribolla è una sfida perché sostanzialmente, a parte diciamo Gravner anni 80, non ho visto in genere progetti alti sulla ribolla. È un vitigno che è stato sostanzialmente abbandonato, poi recuperato per esigenze più di mercato, di richiesta di mercato, ma non ho visto ancora progetti di, per esempio, ribolla piantata con esposizioni ottime, in altura, in collina, e quindi con proprio un progetto di lungo periodo per fare un grande vino. C'è sempre l'idea di piantarla dove ti rimane spazio per aumentare l'acidità del friulano e venderla come un vino un po' minore, ecco. Quindi è sfidante in questo senso. Cercare di fare un progetto di alta qualità, piantarla nei posti giusti per la ribolla, in alto, e vedere di fare una comunicazione adeguata accompagnata da un vino di grande qualità fatto con un vitigno considerato un vitigno minore, perché questa è la verità, viene considerato tale. Ribolla. Sì. Infatti volevo chiederti, si può fare È un stato grande fatto. È è stato con fatto. ribolla gialla? Io È stato penso fatto? Di sì. È stato fatto. Chi ha fatto un grande Gravner. Gravner, ok. Sì. Ma macerato? No, prima di macerarlo. Prima di sì. macerarlo. Prima di macerarlo, insomma, questa è un'opinione abbastanza comune tra i produttori e gli amanti dei vini. Insomma, le ribolle fatte da lui in legno, prima di cominciare a macerare, nel campo dei vini bianchi, vinificati in bianchi, sono stati probabilmente il vertice mai raggiunto in Friuli, e quindi c'è un precedente storico, secondo me si può fare. Comunque mi interessa andare a vedere se riesco a farlo come sfida, perché io ci credo, mi piace molto anche sfidare un po' questa opinione generale di vitigno minore e dire no, un momento, vediamo perché è minore, dove viene piantata, come viene fatta, come viene venduta, cosa si cerca di farne, perché devi avere un progetto alto per avere un vino di qualità. Se tu prendi il Nebbiolo e fai, che ne so, un rosato spumante, non è che questo tolga la bellezza del vitigno. Esatto. Tolga nobiltà a un Barolo. Cioè, Barolo è un Nebbiolo piantato in un certo posto, fatto in un certo modo, e viene quel vino che viene. La stessa cosa Pinot Nero. Puoi fare Champagne, puoi fare Rosé, puoi fare Borgogna Rosso, quindi dipende sempre
dal progetto di fondo e dallo scopo. Ok. Sulla ribolla secondo me manca un po' questa cosa, a parte il progetto macerazione, che è un progetto anche quello compiuto, maturo, ma non riproducibile per noi che non abbiamo quella cultura di riferimento. Mm. Quindi se lo facessi io sarebbe evidentemente una brutta copia e sarebbe scimmiottare qualcosa che qualcun altro ha concepito in maniera compiuta, quindi organica. Noi, avendo scelto la strada della vinificazione in bianco, cerchiamo di perseguire il massimo della qualità all'interno di quel percorso lì, ed è certamente la sfida che mi sono posto. Ok. Allora, non hai menzionato Malvasia, allora Malvasia è facilissimo. No, Malvasia non è facile, è più facile se tu la metti alla Più cieca, facile degli altri due. perché aromaticamente è floreale, lo è senza ombra di dubbio. È un vitigno che dà uve molto ricche, molto carnose. E sì, il rischio della Malvasia è proprio l'eccesso di tutto, perché è tanta. Ah, E quindi può fare dei vini che io chiamo sciamposi, no? Nel senso, con tanto profumo, tanta materia, tanto glicerina. È un vitigno molto interessante, io la vedo più in un'ottica di uvaggio, se devo mm, pensare diciamo al massimo dell'espressività, perché a me è un po' stanca nella beva in quantità, perché è un vitigno appunto che ha tanto di tanto di tanto, e quindi insomma ha tanto alcol, ha tanto profumo, quindi a me piace bere, non mi piace assaggiare il vino ok. quando decido di bere, e la Malvasia non riuscirà a bere, non so, mezza bottiglia. Rimane un vitigno molto interessante da fare, da vinificare, da Mm. spiegare, perché è perfettamente complementare alla ribolla al friulano. Proprio per caratteristiche sue organolettiche si integra perfettamente con gli altri due, e quindi completa il lotto dei vitigni autoctoni in maniera molto, molto precisa e molto facile anche da capire e da spiegare. E l'abbiamo assaggiato in cantina, le due friulani, no? Di San Pietro e San Sì, Lorenzo? sì. Ok, se io ricordo bene. Ma fai sempre due versioni degli altri due vitini bianchi o solo per Mm, il friulano? no, solo per il friulano, perché se no sarebbe tanto la Malvasina ne abbiamo poca Ok, nei colli orientali, sarebbe molto complicato. a fare due Sì, versioni. due versioni in più. Trovo che sia meno caratterizzata dal terroir specifico, essendo così ricca come varietale. Ha un varietale talmente potente che potrei dire, mi verrebbe da fare un confronto fra, non so, la Malvasia fatta in questa parte Friuli e la Malvasia Carso. Allora lì fai un confronto di terroir che veramente modifica Ah, ok. il risultato finale. Ma qui, su questi terreni qui, viene comunque molto ricca. Che tu la faccia a Cormonso, la faccia qua a Corno, io personalmente non vedo tutta questa Grande differenza. grande differenza, o meglio, col Tokai è molto più didattica la differenza, e quindi riesce a spiegare il terroir attraverso un vitigno che è un più neutro aromaticamente, quindi mi- ne avevamo sia di qua che di là, è stato più la scelta naturale. Ok, è più trasparente, è più Sì, influenzato sì, del territorio. sì. Puoi spiegare le differenze tra le due friulani, come vengono, ma anche degli elementi che si influisce il Sì, prodotto finale. ma allora noi abbiamo una vigna qua a Corno che è piantata a sud-est, quindi verso i venti freschi, ed è Tokai principalmente del biotipo verde, quindi con la buccia più verde, più sauvignoneggiante, e lo vinifichiamo tenendo conto di queste caratteristiche, quindi esprime un vino più croccante, più roccioso. Tu giustamente hai definito bene, come un pezzo di marmo spaccato, Spaccato, quindi hai sì. la spigolatura della parte rotta e la rotondità della parte integra, e quindi un vino molto giocato su queste, anche su queste angoli, ehm, su questa non immediata rotondità. Invece in Collio facciamo Tokai principalmente giallo, a Brazzano, esposto sud-ovest, quindi verso è più calda come vigna, viene una maturazione diversa e viene un Tokai più vecchia scuola, più didascalico. Se dovessi spiegare a uno studente cos'è il Tokai, gli farei assaggiare il Tokai del Collio, perché viene vinificato secondo quell'idea un po' appunto mh,
anni 70, che è un po' l'idea di riferimento di tutto quello che facciamo, ma in quello di Corno riusciamo a dare forse un contenuto un po' più attuale, volutamente, perché per svecchiare l'idea del Tokai che soffre un po' di un'immagine un po' vecchiotta. E il cambio di nome, o meglio la perdita della componente Tokai sul Tokai friulano non ha aiutato, perché rimanendo in piedi l'aggettivo friulano è un po' generico, in più suona come qualcosa di un po' pedante. Lo dico in opposizione all'idea che trasmette il nome Ribolla, che è femminile, che ha questa doppia L, che trasmette subito l'idea di levità, leggerezza, gioia, Certo, disimpegno. Invece friulano sembra una roba cupa, proprio da... giusto. E questo purtroppo è un meccanismo psicologico che influenza molto poi le scelte di chi beve vino. Dice friulano no, friulano è una roba un po' pedante, Ribolla è una roba che più leggiadra. Certo. E dove, solo per curiosità mia, dove hai più successo con Friulano? Geograficamente, in Friuli, fuori dal Friuli, in Italia, all'estero? Questo è interessante. È difficile dare una risposta univoca, nel senso che il friulano lo vendi perché sei tu, purtroppo. Devi remare contro la corrente che sarebbe opposta, contraria rispetto al friulano. Il friulano si fa fatica, quindi lo vendi perché sei tu che riesci a spiegarlo. Allora, praticamente, come si dice nel business, hand sell. Esatto. No, tu Quello è, devi prova questo. esatto. Prova Ok. questo, non guardare il nome, perché se Esatto. guardi il nome non lo compri. Allora tu lo assaggi, io te lo spiego bene. Ecco, dove lo spieghi bene il vino va bene. Quindi noi allora il Friuli è stato l'ultimo dei mercati dove siamo riusciti a farcelo riconoscere, il friulano. Adesso ha una buona riconoscibilità, abbiamo un buon giro di friulano alla mescita nelle osterie, che è, diciamo, la miglior cartina tornasole per capire la direzione che hai preso come azienda. Quando ce l'hai in mescita in un'osteria, in un wine bar, nella tua regione, per me hai fatto bingo. Siccome Esatto. noi non ne siamo originari di qui, ovviamente abbiamo fatto un percorso un po' diverso, quindi è stato più facile, non so, all'inizio venderlo magari, che ne so, in America che in Friuli, che è un paradosso, ma questi erano i fatti. Adesso abbiamo una buona presenza in Italia col friulano, contemporaneamente facciamo una buona comunicazione all'estero, quindi lo vendiamo bene un po' in tutto il mondo il friulano. Non direi che ha una prevalenza in un mercato domestico rispetto a un mercato straniero. Lo vendiamo anche in Francia. Anche in Sì, Francia, che sembra dove non strano. vogliono neanche vedere i italiani. Sì, ma in realtà il friulano va bene in Francia, lo vendiamo bene. Lo vendiamo bene in Italia, in Francia, negli Stati Uniti. È un vino difficile da vendere, ma io ne faccio un punto proprio di orgoglio per prendere la valigia, andare a spiegare. Porta la hand sale, perfetto. Esatto. Sì. Io, sai come ho venduto tutto il friulano? Quando facevo il sommelier. Come? Perché tutte le persone chiedevano un bicchiere di Pinot Grigio. Perché non c'è un ristorante italiano a Stati Uniti che non ha abbia il Pinot Grigio al bicchiere, probabilmente. Posso provare un Pinot Grigio? Certo. Vengo con la bottiglia di Tokai di qualsiasi persona, allora quella volta era un amico, versa, prova questo qua. Assaggio, oh, questo è il miglior Pinot Grigio che mai assaggiato nella mia vita, è buonissimo. Perché non è Pinot Grigio, non per dire niente male di Pinot Grigio, perché Pinot Certo. Grigio ovviamente è fatto il mondo di vino bianco Sì. italiano negli Stati Uniti, però secondo me c'è un alto livello di complessità, di interesse su Tokai. E da quel punto in più, quando è tornato quella persona ha sempre chiesto per Tokai. E allora era praticamente un inganno per farlo provare, perché se vuoi provare un Tokai, no, Pinot Grigio va benissimo. No, devi fare, prova questo. E l'ho venduto tantissimo Tokai così. Come hai detto tu, non è una cosa che una persona sceglie se non ha già una conoscenza. Sì, ed è un peccato. È un peccato. Perché comunque un vitigno che dà dei vini molto interessanti, complessi, longevi, non è stato fatto
un lavoro sulla comunicazione che non fosse semplicemente Toccai Friulano, ora Friulano, vitigno tipico, vino tipico, rappresentativo, punto. Cioè non si è fatta una spiegazione dell'origine, delle caratteristiche, del perché è interessante per il Friuli, di come rispecchia la cultura friulana, la cucina friulana. Non si è, secondo me, investito in quel tipo di storytelling sul friulano che soffre di questa, io lo chiamo un po' il freno a mano tirato, nel senso che ha un nome un po' penalizzante, nonostante alla cieca sia un vino che piace moltissimo, e tu me lo confermi, no? Tu lo dai a qualcuno non dicendogli che Tokai e lui dice che è buono. È buonissimo. Appunto. E sarebbe il nostro fiore all'occhiello. Allora, se c'è un vino su cui puntare magari per fare una diocesi, ne parlavamo, potrebbe essere il friulano. È stato fatto. Dove è stata fatta la diocesi friulano? È stata fatta in provincia di Pordenone. Che, senza nulla togliere, io abito a Pordenone, quindi non ho niente. Ah, ok. Però insomma, se lo confrontiamo con, non so, il Tokai dei colli orientali, ovviamente qua puoi raggiungere dei punti che dal punto di vista rappresentativo sono altissimi, che possono trainare poi anche tutto il resto della regione, perché la collina deve avere questa funzione qua, come in Borgogna. Cioè sono le eccellenze che trainano poi le produzioni un po' più grandi per ettaro, Giusto. non viceversa. Invece qui, ne parlavamo prima, i valori dei terreni sono più alti in pianura che in collina. Perché rendono di più, no? Perché fa più produzione, fa più bottiglie. Sì, ma non è la stessa produzione in termini di qualità. Allora, il modello borgognone è opposto. Tu hai i villaggi che sono trainati dai grandi cru, perché io che non mi posso permettere un Montrachet perché costa 1.500 euro una bottiglia, però bevo magari un vino di denominazioni meno importanti, lo pago un decimo, certo, e già mi sento parte dell'esperienza grande Borgogna. E questo, sai, dal punto di vista di suggestione, io compro un'esperienza col vino, non compro una soluzione idroalcolica. certo. Allora deve essere i vini di punta che trascina i vini, diciamo, più economici. Assolutamente. Ok, non il viceversa. No, assolutamente. Noi abbiamo qua a 1 chilometro in linea d'aria l'abbazia di Rosazzo, che è stata per tanti anni la culla proprio della viticoltura di qualità. Non per niente i Monici l'hanno costruita lì, posizione bellissima, vigneti vecchi intorno. Io da piccolo ci andavo a assaggiare, a comprare vino con mio padre. Ecco, quello è un'esperienza potentissima. Se tu fai vedere quella, fai assaggiare i vini di quella, ma uno non può spendere quei soldi, già comprare i vini fatti magari a 5 km in pianura, già però ci sente parte del mondo abbazia di Rosazzo, ed è molto evocativo. Certo. Questi sono proprio gli appigli che dai al consumatore per poi orientarsi in un mondo altrimenti che è una giungla fatta di pochi punti di riferimento. Quando parli, non so, di Friuli, si pensa che Friuli sia un'unica marmellata uniforme, invece è fatta di tanti diversi Friuli. C'è il Friuli collinare, il Friuli carsico, il Friuli di pianura, il Friuli alpino, il Friuli delle spiagge. Certo. Riuscire a spiegare questo e le differenze che poi porta in termini di microclima, di risultato, è, secondo me, è fondamentale per arricchire l'esperienza di chi beve e compra vino friulano. Allora, secondo te, forse produttori in generale, non sto parlando di un territorio o l'altro, non sto facendo una concentrazione su una zona, ma i produttori di vini di qualità devono osare un po' di alzare un pochino i prezzi, secondo te? Secondo me sì. Sì. I produttori di vini di qualità devono avere il coraggio di fare sistema, e ovviamente se uno fa vini di qualità è anche un grande marchio, un grande nome, è più facile, però diciamo rende un servizio al proprio marchio. La cosa difficile è creare un territorio che traina in quanto tale, quindi l'eccellenza. Se io vado ancora una volta in Borgogna, non mi interessa chi fa il vino, so che se viene da quelle vigne lì è alta qualità, indipendentemente dal nome del proprietario di quel pezzetto, di quell'altro pezzetto, di quell'altro pezzetto, perché è quello che tira il territorio. Allora, più importante il territorio del produttore. Sì, secondo me sì. Okay. Assolutamente, noi dovremmo essere in qualche modo a rimorchio del territorio, cioè trainati dal territorio. Okay. Dovremmo avere
5-6 eccellenze di produttori particolarmente bravi, magari anche che fanno un po' di numeri e possono trainare anche gli altri, però dovrebbe essere assolutamente una comunicazione centrata sul territorio, perché il territorio è ricchezza non riproducibile. Invece Ecco, la mia tecnica di cantina è assolutamente sempre riproducibile, non la vigna da cui prendo le uve se è in zona bocata. E giusto. questo è, siamo nei Colli Orientali, tu prendi i Colli Orientali, fai fare un giro nei Colli Orientali, la gente si innamora. Poi li porti a vedere, che ne so, i vigneti lungo l'autostrada, non è la stessa cosa, No, perché no. non si può ridurre tutto semplicemente a quanto rende per ettaro in termini di quintali, perché c'è tutta questa componente anche facilissima da capire. Se tu porti uno a camminare nelle colline qui, capisce questa cosa qua ha un valore al di là di quello che io sento chimicamente, organoletticamente nel vino. Cioè, c'è anche poi tutto questo fascino, e il fascino è valore, è ricchezza, se la comunichi. Bello, E bello. qui pian piano vedo che comunque c'è un interesse sempre più grande per il turismo in zona, e questo secondo me è il modo di procedere se vuoi creare valore Certo. nel territorio prima che nel produttore singolo, che c'è oggi ma domani non c'è. Oppure domani vuole vendere, cosa vende? Sostanzialmente un marchio. Invece dovrebbe vendere, guarda, io sono in questo territorio qua, il territorio è il mio marchio. Certo, certo. Torniamo un attimo della vinificazione dei bianchi, perché hai fatto anche un piccolo evoluzione in Sì, termini di come lo fai. Perché sì, all'inizio hai detto che hai fatto solo in acciaio, sì, questi contenitori, diciamo, neutri. sì. Però questo è cambiato negli anni. Sì, perché c'è sempre stata ovviamente la curiosità per altri materiali, e quindi complice la pandemia, quindi un periodo in cui eravamo fuori dal turbine del promozione, fiere, vendita, corri in giro, viaggi, quindi stando a casa abbiamo potuto cogliere l'opportunità per ragionare e rivedere anche certe scelte e progredire. Quindi la scelta naturale è stata il cemento come passo successivo, quindi un contenitore anche leggermente traspirante che desse un po' di microossigenazione, un po' più di inerzia termica, e poi anche un contenitore antico e moderno allo stesso tipo, cioè tradizionale ma anche con questo tocco moderno, e quindi ho recuperato delle vecchie vasche di cemento che altrimenti erano destinate al macero, alla discarica, quindi Dai. c'era anche l'idea di reinserire nel ciclo produttivo dei materiali che altrimenti diventano da smaltire in qualche modo. Quindi ho Mhm. trovato queste bellissime vecchie vasche, Sì, sono sono belle. belle, con l'idea di sistemarle, ma poi le ho Posso fatte vedere. chiedere dove le hai trovate? Le ho trovate a Capriva, Ok. erano di Russit Superiore, Ah, ok, ok, ok. che ne aveva un po', Mm. e io ho portato via quelle che potevo perché non ho lo spazio, ma ne aveva di più grandi e ancora più belle, solo che ci voleva un elicottero per portarle perché erano gigantesche, per ragioni di peso Ok, nessun camion è in grado di portare quel peso lì. così tanti gatti. Eh sì. Scusa No, l'interruzione. no, erano l'idea era prenderle e risistemarle, ma quando le ho portate in cantina, le abbiamo messe sui loro blocchi, tutte a posto, l'ho fatte vedere a un po' di esperti, diciamo, gente che traffica in cantina, che ha più esperienza di me, e mi detto: "No, guarda, son perfette". Quindi Bello. senza neanche dover aggiungere, avranno 40 anni, non ho mai dovuto fare un intervento, non so, di riverniciatura, cose del genere. Quindi c'è anche questa cosa bella, fatte bene, tenute bene, reinserite nel ciclo produttivo, danno a me un fascino in più poi lavorarci. Anche perché mi son fatto fare dei preventivi per vasche nuove in cemento, oggi c'è un grosso ritorno, ormai siamo a tempi di consegna lunghissimi, prezzi sempre più Dai. alti, sì. Ah, C'è adesso proprio la sensibilità dei vignaioli è molto tornare all'uso del cemento, e quindi questa cosa, sì, non è che io me lo sono l'unico, ah, cioè io ovviamente vivo in un mondo e respiro, è come le idee, non so, Einstein ha scoperto la relatività, ma è perché era comunque in un contesto storico in cui se non l'avesse scoperto lui l'avrebbe scoperta qualcun altro di lì a breve, quindi è un po'
è l'atmosfera culturale che respiri, che ti porta a fare certe scelte. E il cemento è certamente oggi quello che erotizza di più il produttore di vino. Cosa cambia allora? Cosa per te, cosa lo senti nel vino quando si parla di un vino fatto in acciaio e un vino fatto in cemento, che sono sempre neutri? Sì, è un po' meno neutro il cemento perché è un po' di scambio di ossigeno. C'è, Sì, quindi io trovo che su vitigni come Ribolla e Friulano e anche lo Schioppettino sottolinei molto la componente salina. La sottolinea, l'amplifica un pochino, gli dà cambia un po' i rapporti di queste componenti qua. Sono piccole cose, ma sono cose molto importanti perché comunque l'idea non è stravolgere il proprio stile, che deve essere preciso e chiaro, la continuità ci deve essere un passo avanti in un percorso coerente. Secondo me il cemento è perfetto per il percorso che ho deciso di fare io, perché è proprio il passo avanti per imparare anche di più. Quindi non è un passo grande come il legno, ma è quel passo che a me serviva proprio per avere anche trovare nuovi stimoli e vedere ancora più lontano, ecco. più difficile o più facile lavorare con cemento? Più O uguale? più difficile Più perché difficile. perché comunque l'acciaio è comodissimo, bisogna dirlo. L'acciaio lo sposti una vasca da 5.000 litri da solo. Sì. Lo lavi molto facilmente, è indistruttibile, ti dura 150 anni, quindi è molto facile lavorare con l'acciaio. Il cemento è più difficile, ma anche la difficoltà aggiunge fascino al tipo di lavoro che fai, quindi il cemento è quando lo tocchi, quando lo lavi, quando ci guardi il vino o lo annusi il vino da sopra, ha un po' è più aperto, ti dà una migliore apertura, quello Okay, sicuro. bello. Hai menzionato anche il legno, allora Sì. stai utilizzando anche Sto dei facendo delle barrique, sì. dei tonneau, cosa? Sto usando delle botti da 300 litri, che era la taglia tradizionale, diciamo, dell'impero Ah, austro-ungarico. okay. Quindi mi è piaciuto. Rovere? Sì, è Okay, rovere di Borgogna. Sto testando diversi fornitori, tutti con taglia 300 litri. Bene, sono contento. È un percorso lungo, c'è molto da imparare, però la sfida anche lì è non perdere la propria identità, ma dare vini che siano riconoscibili come quelli che faccio io, diciamo della mia cantina, fatti semplicemente in un contenitore diverso che amplifica a sua volta altre componenti, quindi lavorare con tutti i tipi di materiali in maniera laica, senza sposare un unico tipo di materiale, ma usare un po' tutti i materiali come un cuoco potrebbe usare tanti tipi di pentole, o un okay. pittore tanti tipi di colore. Ecco, questo per me è anche questo è liberatorio, cioè sapere di non essere ingabbiato nell'uso di un unico contenitore che definisce te, che ti definisce, ma tu Mh. poi se rimani tu col tuo stile indipendentemente dal contenitore. Questo Quello è molto importante. qualcosa che hai detto in azienda, che hai detto che nessuno chiede un cuoco che tipo di pentola si Esatto. usa per fare un piatto, no, non c'è Sì, nessuno che dice: "Ma scusami, questi verdure l'hai stato fatto nella ghisa o" sì. e invece per noi nel vino i È tutto lì. contenitori è È il importantissimo. processo. Il processo ha preso la scena. Si parla sempre del processo di cantina. Okay. Quando invece appunto a me piace molto usare l'analogia dello chef, del cuoco, perché tutti sanno cucinare più o meno, soprattutto in Italia, c'è questa grande cultura media. Mia mamma cucinava, mi ha insegnato a cucinare, so fare questo, quindi sanno tutti, però quando si pensa a fare vino si pensa che sia una cosa stranissima, difficilissima, invece è esattamente come cucinare, solo che anziché il fuoco usi processi di fermentazione che sono comunque delle trasformazioni. Certo. Il contenitore è importante, ma non è quello che decide il vino. È un elemento di una catena di passaggi molto più complessa ed è importante, ma non è dominante, secondo me. Soprattutto se ne è parlato troppo. Se ne è parlato troppo, si è sempre parlato di contenitori negli ultimi 20 anni. E Mh. contenitori, e lieviti, e quanta solforosa, e legno grande, legno piccolo, l'acciaio che ha le cariche elettriche, il cemento a forma di clessidra, e poi
è sempre per non parlare dell'origine, e quando ti concentri Ah, tanto su quello, la gente poi pensa che il vino si faccia sostanzialmente in cantina. Il vino si fa in cantina, ma si fa con una materia prima che viene dall'agricoltura. È come il concetto di terroir. Se io parlo di terroir, la gente mi guarda e dice: ma cos'è sta cosa? Se non è un operatore o un giornalista. mm, Allora io, come uso l'analogia della cucina per la cantina, dico: prova a pensare a un pomodoro di Sorrento. Io avevo un compagno di università che era di Sorrento, veniva su coi pomodori di Sorrento. Io ho mangiato pomodoro di Sorrento a 25 anni, mai prima. E ho detto: questo è il pomodoro. Io non avevo idea di cosa fosse un pomodoro finché non ho assaggiato questo pomodoro. ah, Perché ok, qui venivano tutti dall'Olanda i pomodori. ok, Quello è terroir. ok. Ed è semplicissimo se pensi a un frutto o a una verdura, cioè se è piantato nel terreno giusto, con l'esposizione giusta, nel clima giusto, viene più buono, semplicemente. Come i limoni in Puglia, puoi mangiarli con la buccia, come una mela. Se li mangi qui non riesci, no? E Oh, allora per me questo semplifica e avvicina anche le persone al vino, perché glielo rendi più user friendly, cioè più accessibile, meno legato al gergo, meno legato ai tecnicismi. Siccome i tecnicismi sono sempre tecnicismi di cantina, io dico: parliamo meno di cantina, parliamo più di terroir inteso come proprio punto di origine, provenienza dell'uva, della frutta con cui fai un prodotto fermentato dalla frutta. certo. E che tipo di sistema avete nei vigneti? Qualcosa particolare? Fate, non lo so, bio? Sì, Fate qualcosa? Cosa fate in noi vigneto? facciamo biologico Biologico? da tanti anni, Ok, perché comunque all'inizio, dovendo imparare tutto, i trattamenti li facevo io, con prodotti all'inizio di chimica di sintesi, perché erano quelli che mi consigliavano, però siccome li respiravo, ho detto: io non voglio respirare sta dopo i primi trattamenti mi son trovato con la faccia rossa piena di ah, irritazioni, esplosioni di qualche sì, cosa che mi faceva male per reazione. Ho detto: no, ah, io torno a fare quello che facevano prima dell'introduzione della chimica di sintesi, accessibile al piccolo produttore, cioè rame zolfo. ok. Non sapevo neanche fosse biologico. Poi dopo mi sono accorto che rientrava nei parametri del biologico. Io non volevo fare biologico, io volevo fare una cosa che non mi facesse male Eh, e non usare prodotti potenzialmente hai cancerogeni. provato letteralmente con Sì, le tue pelle. sì, ho provato con i diserbanti, ho provato con gli anticrittogamici, ho detto: no, 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 cioè io non voglio morire io per proteggere la vite, io uso una copertura, quindi il biologico non è altro che una copertura, quindi crei uno schermo con cui cerchi di proteggere la pianta dagli attacchi delle malattie fungine, e devi essere un po' più attento, ma è anche una buona disciplina poi Mm, per essere più preciso nei trattamenti. Quindi, tenuto conto della nostra realtà, cioè una vigna piccola in collina, con viti vecchie, era la scelta naturale. Ovviamente se un produttore ha 100 ettari in pianura, non è che io non ne faccio una questione ancora una volta di meglio o peggio biologico rispetto al convenzionale. Dico che è assurdo che un piccolo produttore con una piccola vigna usi sistemi industriali di coltivazione. Questo per me è un paradosso, perché non ha senso neanche dal punto di vista economico, perché comunque i prodotti di sintesi sono anche molto più costosi. esatto. Invece i prodotti vecchia scuola, rame e zolfo, sono i più economici rispetto a tutte le molecole brevettate che si usano in altri contesti. Quindi c'è anche un fattore biecamente economico, però siccome all'inizio comunque avevamo fatto investimenti nella terra, quelli erano costi, e era possibile prendere due piccioni con una fava. Certo, ma infatti Pierpaolo Rapuzzi mi dice sempre che sai quanto io risparmio non usando dei prodotti Esatto, commercializzati, come hai detto te, io risparmio un sacco di soldi ogni anno perché conosco il mio vigneto, so quando devo fare i trattamenti, uso esatto, solo quello e non spendo un sacco di soldi su questa roba che esatto. costa tanto. E costa tanto e fa leva su una promessa che ti fanno che sia più efficace, e lo è, ma a determinate condizioni. Noi, avendo molta vegetazione, abbiamo i vigneti inerbiti, abbiamo i boschi, abbiamo viti vecchie, comunque anche se adottassimo un metodo di coltivazione convenzionale non sarebbe efficace quanto promesso, perché non abbiamo le condizioni appunto sulla terra adatte Mm, a quel tipo di trattamenti lì. Quindi
è stata una scelta non ideologica, è stata una scelta molto pratica, che dopo è diventata una certificazione. Ok. Ma perché a quel punto ho detto perché no? Posso spiegare al mio cliente, guarda, ho il certificato, non è una cosa che dico tanto per, ma è una scelta precisa di vita, non è neanche una scelta produttiva, è proprio una scelta di vita. Ok. Allora, tu hai portato 2 bottiglie di vino rosso Sì, e allora voglio assaggiare almeno uno con te, sì, perché fino adesso l'abbiamo assaggiato insieme solo i vini bianchi in cantina. sì, Scegli uno, sì, perché siamo già quasi ad 1 ora, allora non sì. voglio tenerti così tanto. Hai Allora, portato il IGT Venezia Giulia Schioppettino Iclivi 2021 sì, e questo che si chiama il Soccombente, esatto, che è sempre Schioppettino, sì, però questo è un Colli Orientali. Puoi spiegare un esatto. po' la differenza tra i due? Sì, allora, lo Schioppettino 2021 è fatto in cemento ed è stato, diciamo, il vino con cui ci siamo riappacificati ai vini rossi. È uno Schioppettino fatto secondo l'idea che mi ha insegnato mio padre dello Schioppettino, cioè un vino da bere giovane, con una buona freschezza e una bella speziatura. Quindi il cemento è perfetto per questo vino qui, ed è, diciamo, la perfetta definizione del tema Schioppettino che volevamo dare, che adesso sono rimasto io e voglio dare. L'altro che ti lascio a questo punto, assaggiamo questo perché mi interessa, diciamo, assaggiare con te il vino per me più importante dei rossi che facciamo. L'altro è una versione invece affinata in legno, Ah, ok. che si chiama Soccombente perché prende ispirazione dal titolo di un libro che parla di un musicista molto talentuoso che però ha la sfortuna di trovarsi nello stesso corso con un genio del pianoforte e quindi soccombe vuole esprimere l'idea che lo Schioppettino è un vitigno molto talentuoso ma soccombe di fronte a vitigni molto più noti come il Pinot Nero Ok. con cui condivide, diciamo, il peso. Però ovviamente quando parli di Pinot Nero parli di un mostro sacro, parli di Schioppettino parli di un vino tutto sommato sconosciuto e quindi Soccombente vuole esprimere quest'idea di potenziale da esprimere. Mm. La versione che stiamo bevendo noi, quella fatta in cemento, senti subito al naso il frutto e poi in bocca molto la sapidità e la speziatura. Sì, tantissimi di quel rotundone, quella Sì, sensazione esatto, di pepe nero che esatto. lo senti subito sul palazzo, che è molto tipico, molto Sì. bello. Molto tipico, molto bello da spiegare Mhm. da parte di un produttore di vino bianco. Quando poi passo a questo c'è una continuità che a me piace molto con i vini bianchi che facciamo. È un rosso perfettamente coerente. C'è il rosso che ti aspetti quando hai bevuto i bianchi. Io lo trovo un vino, un vitigno che esprime magnificamente questo terroir, cioè i colli orientali, Ok. il sud dei colli orientali, quindi lo trovo perfetto per il tipo di vino che fa, per il tipo di storia che puoi raccontare dietro lo Schioppettino e è anche un vino molto moderno, diciamo la verità, perché comunque fa 12,5 di alcol. Il colore è volutamente non troppo carico, un vino che puoi bere anche d'estate un po' più freddo, quindi è perfetto per fare un'opera anche di divulgazione della conoscenza di questo vitigno che altrimenti rimane relegato a una curiosità, a Mm, parte l'azienda che nominavi prima che è diventata proprio, diciamo, leader nel rappresentare lo Schioppettino, certo. altrimenti al di fuori di quella realtà lì si sa che c'è chi lo fa molto bene, ma le bottiglie sono veramente pochissime e Ok. quindi non si fa massa critica e quindi rimane una cosa, è un po' un peccato perché secondo me ha un potenziale enorme. Sì. Schioppettino. Sì, sì, sì. Io credo questo. Io credo. E non ricordo, questa ovviamente era prima della pandemia, forse del 2019, che l'hanno parlato alle Italian Trade Commission, Stati Uniti a New York, che hanno parlato dei vitigni più interessanti Ah, dell'Italia. E io ricordo quella volta lì l'hanno parlato di Ribolla Gialla, l'hanno parlato di un vitigno della Campania e Schioppettino. Allora di questi 3 di cui hanno parlato, 2 erano friulani, però hanno parlato di Schioppettino. Allora, interessante. secondo me incontra tantissimo i gusti che le persone stanno cercando, come ho detto prima.
un po' meno pesantezza, un po' più freschezza, un po' più bevibilità. E il schioppettino in generale, ovviamente ogni produttore ha il suo stile, certo. spesso incontra Sì. questo gusto che Ma le persone stanno cercando. ci siamo complicati sempre la vita, la comunicazione, il Tokai, la ribolla. Se abbiamo un vino che è immediatamente leggibile, pur essendo molto locale come prodotto, ma è leggibile internazionalmente perché ha un peso e una grammatica che tutti sono in grado di capire. Non stiamo parlando di una cosa strana, stiamo parlando di una cosa buona, perché non approfittarne? Se no, abbiamo le cose complesse, abbiamo le cose anche un po' più facili da comunicare. Questo per me è perfetto, perché quando io apro questo devo parlare 10 secondi. Ok. Se parlo dell'uvaggio devo parlare mezz'ora. Ok. Per far Volentieri capire tutti parlo, i sì, passi. Ok. volentieri parlo perché mi piace parlare, comunicare, però quando vedo che con 2 parole la gente dice: "Che buono", basta, io dico: "Basta", cioè bingo. Ok. E altri rossi, ha detto Merlot e Cabernet Sì, Franc. sì. Hanno un stile un po' diverso e stai sempre No, andando verso quella semplicità? allora Cabernet Franc è nello stile di questo schioppettino, Ok, quindi un Cabernet Franc più stile, diciamo, Loira che non bello. tradizione friulana, quindi più concentrato, no? È una cosa un po' più con questo peso qua, 12 gradi e mezzo, con un erbaceo accennato, non prominente. Sul Merlot no, è impossibile per me uscire dall'estetica Merlot. Quindi Sì, diciamo della che c'è... paradigma. Sì, esatto, perché Merlot devi fare Merlot. Merlot esiste il tema Merlot, che secondo me, specialmente nella vigna che abbiamo qua a Corno, che è una vigna vecchissima, esposta a pieno sud, su un'isola di argilla, viene una bomba, Ok. facendo assolutamente nulla, nel senso, vinificazione senza uso di legno. Certamente con legno verrebbe un vino ancora più importante, però a me piace molto invece proporre una versione più leggibile, ancora una volta accessibile, però ovviamente ha un'altra materia, ha più frutto, è proprio più materico, quindi viene più leggibile in quanto Merlot, però con più peso. È buonissimo, non è un vino sul quale investirei nella comunicazione all'estero, anche se lo vendiamo, ma lo schioppettino è il vino del cuore. Ok. Il Merlot viene bene, ma anche un po' troppo facilmente. Beh, Viene un grande troppo vino. facilmente, sì. Viene maturo, perfettamente entro settembre, prima che il tempo si rompa, tu tiri giù il Merlot, tiri giù un biscottino, un pasticcino. Eh, Schioppettino devi sempre rischiare le piogge di ottobre, quindi è sempre un percorso ad ostacoli. Il Merlot, uno, sì. Merlot, io ho sempre del Merlot, una vasca di Merlot la faccio sempre perché dico, cavolo, per mm. ricordarmi che viene veramente una bomba, con tutto sommato meno rischi rispetto allo schioppettino. Allora, io voglio fare un'ultima domanda per te, Sì. e perché voglio un po' puntare per il futuro, però possiamo collegare un po' con questa domanda. Però, e questa è una domanda che mi ha insegnato Paolo Rodaro. Lui mi Ok. dice, deve fare sempre questa. Allora sicuramente le persone che ascoltano il podcast sanno che faccio sempre questa domanda. Ma tu hai un sogno nel cassetto, qualcosa che vuoi fare, qualcosa che sogni di fare nel futuro? Professionalmente? Sì, 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 puoi parlarne? O meglio no? sì. Ok, Io, diciamo, il sogno che sto piano piano, molto fatica realizzando, è ripiantare la prima vigna con cui abbiamo cominciato a lavorare. ok. È stata ripiantata in pandemia, durante la pandemia, molto fatica, con un tempo sempre problematico. Però insomma l'idea è piantare questo vigneto di ribolla friulano malvasia e picolit, raccolti insieme, fermentati insieme, e fare un bianco proprio, con il bilanciamento di queste varietà che secondo me dà un equilibrio perfetto, proprio viene, stupendo in bocca, viene, col meglio di ognuno di questi vitigni fuso insieme. Il mio sogno è
proporre quel bianco, un bianco di grandissimo livello e molto facile da capire. Quindi un bianco che farà molto il gioco proprio di spiegare tutte quelle cose che io spendo molte parole per spiegare. Ecco, quello dovrebbe essere immediato e comprensibile. Ecco, riuscire a fare un vino che dice tutto nel bicchiere, quello è il mio sogno, cioè un vino molto, molto esplicito, molto chiaro. Ma allora, correggimi se sbaglio, allora questo vigneto esiste già, è Questo un vigneto sì, vecchio? sì, no, questo vigneto era vecchio, Ok, nel ripiantato 2004 con è stato estirpato, nel 2004, 2004? sì, poi Allora, tanto tempo sì, fa. l'idea era ripiantarlo, poi non avevamo i soldi, non avevamo il mercato, non avevamo la forza Ok. e quindi è ricresciuto bosco e io ogni Ah, volta che passavo davanti ovviamente guardavo dall'altra parte perché lo dicevo dobbiamo fare, cazzo. dobbiamo farlo, però era come spostare una montagna. Ok. Poi a un certo punto abbiamo detto facciamo questo, era anche un omaggio a mio padre perché era il primo che aveva preso, io volevo farlo con lui, poi lui si è ammalato, però insomma se non altro il progetto è ripartito e so che questa cosa è una cosa che lui a cui teneva moltissimo perché non si era potuto fare per molto tempo, perché era una vigna nella quale credevamo moltissimo e quindi quando ho potuto ripiantarlo e quando potrò berne il vino sarà la chiusura di un cerchio, perché sarà una cosa molto legata alla famiglia, ma anche molto legata al futuro, quindi per dare prospettiva futura a questo progetto e prendere tutti quei valori che abbiamo condiviso per tanto tempo, ma non siamo riusciti a tradurre in atto, in azione, e trasformarli in un vino, che quindi avrà tutto il passato, ma sarà anche molto ricco del futuro, che spero che insomma questo progetto avrà. E quindi questo è il mio sogno, riuscire a portare a termine questo progetto e passino alla volta ci sto arrivando. E questo è certamente qualcosa che mi darà molta soddisfazione se riuscirò a realizzarlo. E ripeti i vitini che vuoi I mettere lì? vitini sono stati piantati Malvasia Ok. nella parte più bassa, poi un trefilare di Picolit, Mm, poi il Tokai Friulano ok. giallo e poi la ribolla gialla. Wow. Quindi in progressione, partendo dal basso, salendo, quindi il classico ovaggio del territorio con l'aggiunta del Picolit, perché il primissimo vino che abbiamo fatto, che era un 96, Ah, vendemmia 96, in quella vigna lì, aveva un po' di Picolit e quel Picolit lì si sente ancora nelle bottiglie che apro oggi di quell'annata lì. Quindi ok. ha quella nota di albicocca e di freschezza che tiene in piedi l'intera architettura del vino. Io lo trovo sexissimo Mm, e mi piace perché mi ricordo quando lo facevo assaggiare tutti lo trovavano strepitoso e secondo me c'era questa nota data dal Piccolit vinificato secco, proprio un accenno che gli dava una classe infinita. Siccome recentemente mi sono confrontato con altri produttori e, come dicevo prima, ci sono certe idee che sono nell'aria e vedo che anche qualcun altro sta facendo la stessa cosa, e dico bene, perché se diventa in qualche modo un tema, piantare queste varietà può diventare il nostro grande bianco certo. e abbiamo terribilmente bisogno di un bianco bandiera che ci rappresenti, che non significa fare solo quello e togliere tutto il resto, ma fare anche quello e magari presentarci solo con quello negli eventi importanti in cui devi fare una comunicazione importante, per Certo. esempio le fiere di settore, avere tutti questo bianco, ognuno interpretato secondo la propria sensibilità, ma il tema lo stesso, variato secondo le rispettive sensibilità, ma almeno condividere il tema. Certo. Bellissimo. Mario, grazie tantissimo per Grazie a te, passare Wayne. questo tempo, grazie per l'assaggio di Schiopettino e tutti quello che abbiamo fatto su un'azienda questo pomeriggio. Grazie a te. Grazie e speriamo di vederti Senz'altro, molto presto. senz'altro. Adesso sarò un po' più presente. Ok, perfetto, grazie tantissimo. A te, Wayne. Grazie. Grazie. Ciao.